c'è nessuna esagerazione nel dire che stiamo vivendo davvero tempi difficili. Io penso che siamo dentro una crisi persino più grave di quella dei primi anni 90, quando, se ricordate, si sommarono crisi politica, crisi economica e crisi finanziaria. Tanti lavoratori, tante lavoratrici rischiano di perdere il lavoro, i giovani il lavoro non lo trovano e quando lo trovano è con le forme più esasperate di precariato. C'è una manovra appena avviata che, diciamo, consiste in una micidiale stangata a effetti recessivi, blocco delle retribuzioni nel pubblico impiego, tagli alla scuola, tagli agli enti locali, una manovra fatta da chi fino all'altro giorno ci diceva che la crisi non c'era, o che se c'era era superata, che i conti erano a posto. Una situazione davvero molto difficile. Io penso che quando si è dentro una temperie di questo genere, proprio in momenti di questo genere, di questo tipo, diventa fondamentale avere dei punti di riferimento saldi. Ed è in questo modo che io credo che dobbiamo guardare allo Statuto dei lavoratori oggi, diciamo nel cono di luce proiettato dalla Costituzione repubblicana, quello statuto di cui qualche settimana fa si è celebrato il 40° anniversario. Nell'occasione io e altri colleghi abbiamo promosso la pubblicazione di un fascicolo a cui abbiamo voluto dare il titolo di Buongiorno Statuto, proprio pensando a questo titolo come a una sorta di antidoto nei confronti, diciamo, della quantità sterminata di stereotipi da cui saremmo stati assoltati. E infatti abbiamo sentito dire, sia pure con toni di celebrazione meramente retorici, abbiamo sentito dire da più parti che lo statuto sì è stato una cosa importante, tuttavia è superato, è obsoleto, va cambiato. Lo statuto sarebbe vecchio. Se è vecchio lo statuto, stando a questa impostazione, la Costituzione sarebbe addirittura decrepita. Ora io rispondo così: proviamo a fare una simulazione da qui a 40 anni, anzi diciamo a 33 anni, siamo nel 2043. Si celebra il 40° anniversario della legge 30 e del decreto legislativo 276 del 2003, a cui hanno voluto appiccicare il nome di Marco Biagi. Pensate che trionfo, pensate, diciamo, che eccitazione nel leggere 82 articoli di un decreto legislativo pasticciato, composto da migliaia di commi. E invece rileggere oggi lo Statuto dei lavoratori dà anzitutto un piacere estetico, semantico. 40 articoli composti di poche righe. E badate, non c'è in questo nessun, diciamo, elemento, diciamo così, celebrativo, c'è proprio il senso che la lettura di queste norme ti dice che sono cose che parlano al presente. Rileggere in parallelo l'articolo 1 della Costituzione repubblicana
l'articolo 1 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, cioè, è davvero impressionante. Perché? Articolo 1 della Costituzione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, sulle forze produttive, non su altro. Attenzione, secondo comma: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Cioè la democrazia non è la maggioranza che fa quello che vuole, la democrazia non è il populismo, è l'esercizio della sovranità popolare dentro le regole dello Stato di diritto. E poi guardiamo l'articolo 1 dello Statuto dei lavoratori. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, dove prestano la loro opera, di esprimere liberamente la loro opinione. Cioè, queste due norme messe in parallelo, che cosa dicono? Dicono che l'Italia, questa repubblica, questa democrazia è fondata su un nesso inscindibile tra diritti del lavoro e diritti di cittadinanza. Vale a dire che i diritti del lavoro sono la strada maestra per conquistare una cittadinanza autentica. Ed è per questo, già solo per questo, che lo Statuto dei lavoratori è una normativa di profilo di livello costituzionale, che già solo per questo motivo non potrebbe essere cambiata nella sua struttura con una qualsiasi legge ordinaria.